Un nuovo progetto per la piscina del Lido sarà predisposto nel corso dell'anno 2019, inizio lavori 2020, l'annuncio del sindaco Marco Di Capua. Chiude in pareggio il bilancio di amministrazione dell'Istituto Torriglia di Chiavari per il 2018, azzerato il disavanzo per la gestione ordinaria, pausa di riflessione con il Comune per il progetto dell'ampliamento. Inizieranno a breve sulla spiaggia di Renà i lavori per risistemare il terrapieno danneggiato dalla mareggiata. La voragine che si è aperta sotto la strada è stata riempita. L'atmosfera di Betlemme ai tempi della nascita di Gesù ricreata a San Saturnino di Moneglia. In scena nelle vie del borgo il presepe vivente con gli antichi mestieri e i figuranti in costume. Vivere l'incontro con la persona di Gesù è l'esperienza vissuta dai pellegrini che hanno trascorso i giorni di Natale in Terra Santa, le loro testimonianze nei nostri telegiornali. La Chiavari Nuoto scende in vasca domani per il primo impegno del campionato di pallanuoto di Serie B. Per l'allenatore Andrea Pisano, una squadra giovane di grandi potenzialità. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Nel 2019 sarà predisposto un nuovo progetto definitivo per la nuova piscina del Lido a Chiavari. Lo ha annunciato il sindaco Marco Di Capua. Sarà un impianto scoperto ad uso estivo di 50 metri, ma saranno coinvolte nella progettazione anche le società sportive, in primis la Proscogli di Canoa Polo. Vediamo. Entro il 2019 sarà pronto il progetto definitivo ed esecutivo per la nuova piscina del Lido a Chiavari. Dopo circa 15 anni di contenzioso amministrativo e la presentazione da parte di privati di un progetto poi accantonato, l'amministrazione comunale ha deciso di procedere con fondi propri. Essendo nella piena disponibilità dell'area, il Comune metterà a gara la predisposizione di un progetto per riqualificare l'intera zona, con la realizzazione di una piscina di 50 metri scoperta per uso estivo. Intenzione dell'amministrazione comunale finanziare la progettazione definitiva ed esecutiva, vale a dire quindi una progettazione che poi possa essere mandata in gara all'opera pubblica nell'anno 2019. È un sogno che ho nel cassetto. Il sindaco ha ufficializzato la scelta nel corso della presentazione della squadra 2019 della Chiavari Nuoto e oggi il presidente del Consiglio Comunale Antonio Segalerba ha confermato che le società sportive saranno coinvolte nella progettazione perché non si può non tenere conto della presenza a Chiavari della plurititolata Proscogli di Canoa Polo e della Chiavari Nuoto che gestisce la piscina di Largo Pessagno, struttura con la quale la nuova piscina del Lido non andrà a scontrarsi perché è destinata ad usi diversi. Se nel 2019 il progetto sarà effettivamente completato, come è nei piani dell'amministrazione, nel 2020 potrebbero iniziare i lavori. Quella che noi ipotizziamo è una piscina olimpionica scoperta con un uso di 4-5 mesi all'anno, che non è in alternativa alla piscina del centro che viene gestita e dei numeri molto importanti, ma una piscina abbinata a uno dei più bei stabilimenti balneari che abbiamo a Chiavari, che è lo stabilimento del Lido, e dove sono cresciute generazioni di chiavaresi, dove si possono ipotizzare eventi sportivi di livello per portare a Chiavari molte persone, molte famiglie, molti turisti. È un sogno nel cassetto che però contiamo di poter realizzare. Restiamo a Chiavari. In un anno siamo riusciti a rientrare del disavanzo per la spesa ordinaria. Restano criticità per la gestione delle spese straordinarie, ma siamo convinti di aver svolto un lavoro importante per dare un futuro a questa realtà. Ne è convinto il presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Torriglia di Chiavari, che questa mattina ha tracciato il bilancio di un anno di lavoro. Pausa di riflessione insieme al Comune sul progetto di ampliamento. Il progetto di ampliamento della struttura rimane sul tavolo, ma non nell'immediato futuro. Per portarlo avanti occorre un piano finanziario sostenibile e per questo l'amministrazione comunale di Chiavari concorda con il consiglio di amministrazione della fondazione. Sono le parole del sindaco Marco Di Capua, intervenuto in occasione della presentazione del bilancio del Torriglia, la casa di riposo che sorge nell'area di Preli. E saranno proprio le aree adiacenti all'edificio, una delle zone nelle quali andrà a intervenire il nuovo PUC in fase di approvazione, a dare maggiore slancio al progetto. Ne è convinto
convinto il primo cittadino di Chiavari e lo stesso presidente della Fondazione Monteverde. Nei mesi scorsi non sono mancate le tensioni tra i due, con le richieste di dimissioni più volte avanzate. Oggi una stretta di mano tra i due ha preceduto la presentazione dei dati del bilancio ad un anno dall'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, nella quale è stato annunciato il ripiano del disavanzo per la gestione ordinaria e si è ovviamente parlato del futuro dell'istituto. Certo, la casa di riposo, prima di poter dare soddisfazione attraverso anche un ampliamento della struttura, bisogna che agisca con molta diligenza sotto il profilo della gestione del patrimonio, cioè non faccia scelte che possono compromettere il patrimonio della Fondazione e quindi usare la massima diligenza in questo. Quindi io credo che riacquistando un po' di serenità anche nella valutazione di tutti questi aspetti, che sono aspetti delicati, si possa riuscire a ottenere un risultato che sia di comune interesse. Per fare fronte alle spese straordinarie, la Fondazione ha acceso un mutuo di 500.000 euro a cui riuscirà a fare fronte nei prossimi anni. 62 ad oggi gli ospiti della casa di riposo, numero massimo per la struttura, che a breve metterà in funzione altre 3 stanze per nuovi 8 posti. 7 invece gli anziani che sono alloggiati nella vicina comunità alloggio. Quasi una trentina invece gli operatori che lavorano nella realtà, che nell'ultimo anno ha puntato sempre di più sulla qualità dell'assistenza e nel coinvolgere le persone in attività all'interno e all'esterno della struttura. Il direttore sanitario, che ringrazio, la dottoressa Cecilia Gallo, ha dato penso una bella svolta proprio sotto il profilo anche di innovazione per quanto riguarda il servizio di animazione. Proseguono nei comuni del Levante, colpiti dalla mareggiata di fine ottobre, i lavori per sistemare almeno le zone dove è più urgente intervenire. A Sestri Levante sono stati affidati i lavori per sistemare il terrapieno di Renà, che il mare aveva danneggiato in maniera molto consistente. Sestri Levante come sta affrontando la problematica legata alla mareggiata e quali lavori stanno iniziando? Siamo intervenuti dopo la sommergenza su Renà in questi giorni con il consolidamento del fronte attraverso il posizionamento di tutta una serie di massi e di scogliera, diciamo, digradanti per consentire l'accesso alla spiaggia e quindi andare a recuperare quello scavo che era stato fatto dal mare. Sono state aperte le buste per l'assegnazione di un ulteriore lavoro, di un nuovo affidamento che prevede la riprofilatura della costa di quel terrapieno che il mare aveva proprio rotto, diciamo, separato in 2. E quindi i lavori ci auguriamo che già nella metà fine della prossima settimana di questo affidamento possano iniziare in modo davvero da procedere e arrivare prima di Pasqua ad avere la spiaggia almeno risistemata. Poi ci sono problemi più grossi di erosione e insomma problematiche più rilevanti sulle quali occorrono finanziamenti diversi, però insomma un passo avanti molto importante di ripristino è stato fatto e continua ad essere fatto. E lei sappia, privati sono riusciti a ripartire, pensiamo anche tipo all'Hotel Miramare e così via? L'Hotel Miramare sta lavorando proprio, in questi giorni siamo andati a verificare che stanno lavorando, hanno molto da fare, per cui anche loro penso che aspettino delle risorse, ma credo che stiano lavorando con l'obiettivo di poter riaprire insomma, quando la stagione non è ancora iniziata. E nello stesso tempo noi stiamo cercando di dare una maggiore sicurezza all'Hotel Miramare, ma non solo, anche a tutte le abitazioni che sono nella zona. È stato già affidato un primo lavoro di ripristino della diga di Portobello, assegnato, gli occorrono le autorizzazioni sia della Regione che della Capitaneria per il posizionamento dei massi. Appena arriveranno le autorizzazioni pensiamo ragionevolmente a fine mese possano avvenire i lavori di primo consolidamento della diga. Parliamo di scuola. Il ministro dell'istruzione Marco Bussetti ha incontrato a Genova il presidente della regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore all'istruzione Ilaria Cavo, una notizia che trovate anche sul nostro sito teleradiopace.com, per fare il punto sull'attuazione di diversi progetti, fra cui le iniziative messe in atto per fare fronte alle emergenze dopo il crollo del ponte Morandi e dopo la mareggiata. In particolare si fa riferimento al finanziamento di 3 milioni di euro del Ministero che da settembre consente ad oltre 2.000 studenti genovesi di proseguire gli studi nelle scuole di appartenenza, con taxi per gli sfollati, scuola bus per le elementari in Valpolcevera, navette di collegamento per le scuole superiori. Grazie ai fondi ministeriali inoltre è stato attivato il servizio di videoconferenza per gli alunni di Portofino che potranno seguire le lezioni dalle loro classi di Santa Margherita Ligure
ore quando le condizioni del mare non permetteranno di raggiungere la scuola con il traghetto. Iniziative che il Ministro ha promesso di continuare a sostenere. Bussetti ha inoltre manifestato l'impegno per il completamento del polo universitario marittimo della Spezia, perché l'Ateneo possa disporre degli spazi dell'ex ospedale militare attualmente ancora in parte occupati dalla Marina e per sostenere i progetti avviati dalla Regione nelle scuole, con particolare riferimento alle iniziative di protezione civile e allo studio dei testi delle canzoni dei cantautori liguri. Open Day domani dalle 10 alle 12:30 all'Istituto Liceti di Rapallo. Durante gli incontri gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie potranno conoscere l'offerta formativa, visitare i locali della scuola e prendere parte ai laboratori organizzati dai docenti e dagli alunni. Si potranno inoltre iscrivere alle lezioni aperte e ai laboratori che si svolgeranno durante l'orario scolastico nel mese di gennaio. Nel borgo di San Saturnino, a Moneglia, per un giorno si è potuta vivere l'atmosfera che si respirava nella Betlemme dei tempi di Gesù. Questo grazie agli abitanti del borgo che per il secondo anno hanno realizzato il presepe vivente. San Saturnino, il borgo si trasforma per una giornata nella città di Betlemme. Come è organizzata questa giornata e come si svolge? La giornata si svolge proprio con l'atmosfera di Betlemme e tutte le persone che sono arrivate, sia figuranti che visitatori del presepe, vivranno questo momento, stanno vivendo questo momento perché tutti si devono più o meno censire, entreranno dentro e mangeranno, saranno ospitati, saranno cacciati. E quindi proprio sarà un'atmosfera serena e tranquilla, cioè abbiamo cercato di rifar rivivere la Betlemme di una volta. Quanti figuranti, quante persone sono coinvolte in questa iniziativa? Saranno circa un centinaio, perché abbiamo continuato a vestire persone che noi non pensavamo mai. All'ultimo momento sono arrivati personaggi. Devo anche riconoscere che abbiamo chiesto dei costumi alle grazie d'amore che hanno contribuito molto, anzi loro sono molto vicine a noi. E quindi anche troverete dei vestiti poveri, però dei vestiti anche di un certo spessore, questi sono i loro. Questa giornata è una giornata importante per il borgo di San Saturnino. Quanto è sentita? Beh, molto sentita come manifestazione, come anche altre che facciamo, però questa qua diciamo che poi è la prima dell'anno che facciamo e quindi forse ha un significato anche diverso, differente dalle altre. Che cosa rappresenta per te un evento, una giornata come quella di oggi? Tanta gioia perché ci permette di stare tutti insieme prima di tutto e di dare anche un senso spirituale alla nostra comunità. È un momento per stare tutti quanti insieme ricordando una cosa che dovrebbe unirci assolutamente e speriamo che questo serva a farci ricordare quelli che sono i principi importanti con cui vivere e per cui vivere. Una esperienza di fede intensa. I pellegrini che hanno visitato la Terra Santa nel tempo di Natale hanno descritto così le giornate vissute nei luoghi dove Gesù è nato ed è vissuto. Durante il pellegrinaggio diocesano, Don Fabio Mazzino ha raccolto le loro testimonianze. Le ascoltiamo in questo servizio. Una immersione totale nel cuore della fede cristiana, nell'incontro con una persona, quella di Gesù, vissuta in un determinato momento nel tempo e nello spazio. È stata l'esperienza delle 60 persone che hanno partecipato al pellegrinaggio diocesano in Terra Santa nei giorni immediatamente successivi al Natale. Da Nazareth a Gerusalemme, seguendo un itinerario tradizionale, i pellegrini si sono immersi in quella che è stata la realtà in cui ha vissuto il Figlio di Dio, vedendo con i propri occhi ciò che lui ha visto. Nazareth è stata la prima tappa del viaggio. La cosa che mi ha colpito maggiormente è il senso di nascondimento di Gesù, il fatto che sia vissuto qui 30 lunghi anni nascosto praticamente dal resto del mondo, e questo mi riporta alla vita familiare di Gesù, quindi
all'essere figlio di sua mamma e di suo papà, quindi la quotidianità di Maria e di Giuseppe. Anche quando si torna a casa è una cosa che rimane dentro, anche quando si leggono i Vangeli è tutto in un'altra ottica sicuramente. Al Monte Tabor la riflessione sulla trasfigurazione. Qui che ha manifestato la sua divinità, l'ha voluto fare con i tre, possiamo dire i suoi tre preferiti, e lo possiamo dire perché anche lui avrà avuto le sue preferenze, perché era vero Dio e soprattutto vero uomo, e quindi come vero uomo sapeva amare nella maniera meravigliosa. Forse il momento più particolare è stato il silenzio nel deserto e attraversando il lago di Genezaret. L'esperienza che ho fatto io, i miei 80 anni, penso che la migliore in assoluto di tutte le strade e le vie del mondo è ascoltare il silenzio. Augurerei a tutti di arrivare ad ascoltarlo. Per alcuni il pellegrinaggio è stato un ritorno alle proprie radici, per altri la riscoperta di una fede sempre attuale. Noi chiediamo sempre qualcosa al Signore, soprattutto quando siamo in pericolo, cioè abbiamo un momento di crisi, chiediamo sempre continuamente delle cose al Signore e non stiamo mai a ascoltarlo. Secondo me questa è la cosa che mi ha colpito di più. Io sono stato allevato dai preti e avevo dimenticato tutto. Qui ho ritrovati i vecchi insegnamenti. Le interviste che sono state realizzate nel corso del pellegrinaggio verranno trasmesse questa sera nel corso della nostra rubrica di cronaca diocesana Noi Chiese, in onda su Telepace 1 al canale 15 a partire dalle 21:10. I mercatini di Natale di Monleone, organizzati dai commercianti, dal Comune, dalla Croce Rossa, dal Comitato Festeggiamenti, dal Gruppo Alpini e dall'Oratorio Maria Ausiliatrice, hanno permesso di effettuare 3 donazioni di solidarietà. 1.200 euro sono andati rispettivamente al Comitato di Cicagna della Croce Rossa e all'Oratorio Maria Ausiliatrice di Monleone. 312 euro invece sono andati alla Chiesa di Monleone per sostenere il pagamento della rata del mutuo dell'oratorio. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo per gli ultimi aggiornamenti e per lo sport. Bontà senza tasse, quindi parafrasando anche la frase del Presidente della Repubblica Mattarella, Avvenire titola in questa maniera: il governo conferma il dietrofront sull'Ires al no profit, trovate le coperture presto il decreto. Maggioranza agitata, slittano i testi sul reddito di cittadinanza e quota 100, sulla TAV la Lega chiede un referendum, smentite le voci di una crisi a febbraio. Immigrazione a Crotone, salvati in 51 dalla gente, erano 51 curdi provenienti appunto dalle loro terre e sono addirittura gettati in mare i cittadini di Melissa nel Crotonese. Il Congo ha un nuovo leader, la Chiesa parla di brogli, dichiarato eletto Felix Tshisekedi, tra l'altro candidato dell'opposizione invece contesta il voto. Manifesto pro scienza, Grillo spiazza i Novax e firma questo manifesto che appunto invece dà ai vaccini una grande importanza. Anche Renzi firma la protesta tra i 5 Stelle contro il fondatore. Poi vediamo altre notizie, l'iniziativa atletica vaticana Sport con l'anima, sfida e sanzione, i satelliti iraniani provocano l'ira degli Stati Uniti e i PFAF ora diventano un caso nazionale. Ma cosa sono i PFAF? Un caso nazionale, ci vuole una legge europea. I PFAF sono acidi di origine sintetica presenti nelle acque potabili e negli alimenti. La mancanza di una legge ha permesso finora il disastro ambientale che a tutt'oggi coinvolge almeno 500.000 cittadini veneti. Le mamme no PFAF ieri erano alla Camera dei Deputati. Andiamo al secolo XIX che titola appunto i 20 anni senza Faber. Oggi Genova commemora il cantautore con Dorighezzi, il figlio cristiano, Gino Paoli e le testimonianze dei lettori, ma c'è anche una grande testimonianza, quella di Mina, la più grande cantante italiana. Ricorda Fabrizio De André, torna Fabrizio, rivoglio la tua voce, ancora insegni e sorprendi e affascini tutti, non soltanto chi ha il dono dell'intelletto, e lo farai per sempre, troppo c'è da imparare, da godere, da rubare dalla tua musica. Queste le parole di Mina.
Il rilancio dei Malacalza, chiarezza su Carige, noi siamo ancora in gioco, la banca chiede 138 milioni di danni agli ex manager Berneschi e Menconi, il commento di Alberto Mingardi, Stato e credito, un intreccio che non funziona. Se Sanremo, i migranti agitano il festival, ma Bisio sto con Baglioni. E poi Sesti Levante, i cantieri di Riva, approvato l'accordo sulla reperibilità, ma Fiume Film sono contrari. Santa Margherita, da lunedì via il cantiere per risanare il porto, priorità su fondali e banchine. Portofino, le tempeste restituiscono 15 anfore di 2000 anni fa, erano sui fondali da quasi 2000 anni le anfore galliche riemerse a Portofino, entusiasmo degli archeologi della sovrintendenza, la barca che le trasportava, colta probabilmente da un fortunale, appunto il relitto si trovava qui a 100 metri dalla costa della Villa Altachiara, dalla costa rocciosa di Villa Altachiara, proprio a Portofino. Mai avremmo immaginato di trovare un tesoro così, un'emozione fortissima per Edoardo Sbaraini e Gabriele Succi, i due subacquei protagonisti della incredibile scoperta. Nuovo metanodotto SNAM nel Levante andrà a connettere le reti già esistenti, un'infrastruttura di 50 km che attraverserà la Fontana Buona per allacciare i tratti che arrivano da Piemonte ed Emilia. La prefettura avvisa i comuni che saranno necessari sondaggi nei terreni privati. 2022 è la data di inizio dei lavori prevista, 2024 l'entrata in esercizio prevista. Andiamo in redazione, oggi per gli aggiornamenti c'è Andrea Capitani. Grazie Emanuela, buongiorno a tutti. Una notizia di trasporti: 4 bus, 5 appuntamenti con l'opera e 1 con il balletto. Sono i numeri che evidenziano l'accordo tra il Teatro Carlo Felice di Genova e ATP Esercizio. In linea con l'obiettivo di proprio ruolo di servizio al territorio, ATP ha messo a disposizione delle persone che vivono nelle vallate della città metropolitana, nel Tigullio, nel Golfo Paradiso, 4 bus di ultima generazione per collegare i comuni al teatro genovese. Il servizio Le Valli all'Opera, così è stato chiamato, sarà a disposizione in occasione di alcune rappresentazioni domenicali di opera e balletto. Partirà il prossimo 3 febbraio in occasione della Bella Addormentata con l'allestimento del balletto sul ghiaccio di San Pietroburgo. Poi il calendario di Valli all'Opera continuerà con 5 appuntamenti operistici: il Simon Boccanegra il 17 febbraio, il Don Pasquale il 10 marzo, la Tosca il 5 maggio e la Cavalleria Rusticana il 26 di maggio, e si concluderà il 16 giugno con la Madama Butterfly. È tutta te la linea. Grazie, siamo allo sport. Domani alle 17:30 nella piscina di Largo Pessagno la Chiavari Nuoto scende in vasca per il primo impegno del campionato di Serie B di pallanuoto maschile contro il Rapallo. Subito un derby dunque per i verde-blu che si sono presentati ieri nel corso di un affollato incontro a cui hanno partecipato oltre alle istituzioni anche i vertici del nuoto regionale e nazionale. Per il nuovo allenatore Andrea Pisano, che ha alle spalle una lunga esperienza nelle squadre del Ponente Ligure, l'impegno stimolante di essere al tempo stesso allenatore ed educatore di una squadra molto giovane. Cosa ci si aspetta da questa squadra? È una squadra molto giovane, età media 20 anni, abbiamo un sacco di ragazzi all'interno delle squadre giovanili, quindi per noi il test importante, la curiosità che tutti noi abbiamo e la speranza è che i nostri ragazzi, grazie poi al nostro allenatore, siano in grado di poter tenere il campo con giocatori di esperienza, quindi già grandi, ecco, perché comunque nel campionato di Serie B ci sono tanti giocatori di grande esperienza. Quest'anno la Chiavari Nuoto ha chiamato a allenare la prima squadra Andrea Pisano, un investimento importante per la Chiavari Nuoto proprio per far crescere i ragazzi e affrontare al meglio questo campionato di Serie B. È un grande allenatore, in direi 20 anni tutti i giocatori più forti di Savona sono stati allenati, quindi gente che comunque è andata in nazionale, giocatori d'altissimo livello sono stati formati da Andrea Pisano. Incarna proprio quello che desideravamo, cioè l'educatore, l'allenatore con con una esperienza tale da poterci consentire, spero finalmente, di poter ripartire con il progetto Giovani Ragazzi Crescita. Devo dire che ho sposato, parlando con Claudio Zadra e Danilo Ghio, ho sposato assolutamente questo progetto
perché penso di poterlo vestire nel migliore dei modi e quindi è molto molto stimolante. Cosa ci si può aspettare da questa squadra? La squadra ha enormi margini di crescita. Mi aspetto un inizio duro per i ragazzi perché hanno poca esperienza e quindi è comunque un campionato sì di Serie B, quindi non di A2 o di A1, però un campionato di adulti e quindi il ragazzo quando si pone in confronto a un adulto a livello di cattiveria, a livello di forza fisica paga qualcosa. Quindi vediamo un attimo come sarà la loro reazione. Con lo sport termina questa edizione di Tigullio Oggi, la prossima andrà in onda alle 19:15. Vi ricordo che la nostra informazione continua sul sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti.